Eder. Mac. Pallister. Il femminicidio di Ilaria Sula, non credo che abbia fatto tutto da solo. I dubbi, le dichiarazioni e i sospetti sul ruolo del padre, probabilmente, quindi anche con i rapporti che ci sono, altre persone con un figlio che sta lì, probabilmente avrebbero pensato più al figlio che a se stessi, ok? Però io non credo che abbia fatto da solo questo, te lo dico per la sincerità, perché sono stata sincera fino adesso, con queste parole, cariche di amarezza e sospetto. Una persona vicina al caso solleva un dubbio che sta iniziando a farsi strada anche tra gli inquirenti. Mark Sampson, l'ex fidanzato di Ilaria Sula e reo confesso del suo omicidio, potrebbe non aver agito da solo. La scena del crimine, l'appartamento di via Oms a Roma, potrebbe aver visto all'opera più di una persona nella tragica notte tra il 25 e il 26 marzo, nonostante le indagini si siano finora concentrate sul 22enne e su sua madre, anche lei iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Restano molte ombre su cosa sia realmente accaduto. Ombre che portano a chiedersi se qualcun altro possa aver partecipato attivamente, o quantomeno saputo, coperto o aiutato. Sampson ha fornito una sua ricostruzione agli investigatori, ammettendo di aver ucciso Ilaria la mattina del 26 marzo, dopo aver trascorso con lei la notte. Secondo quanto riferito, l'omicidio sarebbe avvenuto in seguito a un raptus di rabbia scatenato dalla scoperta di alcune chat dal contenuto sessualmente esplicito che Ilaria aveva avuto con un altro ragazzo conosciuto online. Ma il racconto del giovane si scontra con gli esiti dell'autopsia e con le evidenze trovate nell'appartamento. Sangue in diverse stanze, tracce evidenti di una colluttazione violenta, una pulizia minuziosa e un corpo fatto sparire senza lasciare apparentemente alcuna traccia. Il nodo centrale dell'indagine oggi ruota attorno a due punti. Mark Sampson ha davvero fatto tutto da solo? E se no, chi potrebbe averlo aiutato, oltre alla madre? Durante l'interrogatorio del 4 aprile, il giudice per le indagini preliminari, Anna Minnoni, incalza il ragazzo con una serie di domande precise, tese a chiarire le sue reali responsabilità e il possibile coinvolgimento di terzi. Mia madre non può sollevare cose pesanti, dice Sampson per giustificare l'impossibilità di un suo coinvolgimento attivo nello spostamento del corpo. Il GIP, però, replica con determinazione. Perché ha un problema al cuore, lo so, infatti, non pensavo a lei, sinceramente, perché l'ho letta attentamente la dichiarazione, però ci sarà sicuramente un'altra persona che era in grado fisicamente di poterlo fare. Sampson ribatte, mio padre non c'era, e chi c'era? Chiede ancora il giudice, mio padre stava al Vaticano, stava a San Pietro, sì, insiste il GIP, ma c'era qualcun altro, era da solo. Afferma ancora una volta Sampson, ma il racconto vacilla, soprattutto nel momento in cui il giovane descrive ciò che è accaduto dopo l'omicidio. Racconta infatti di aver impiegato ore per pulire l'appartamento, dopo aver chiuso il corpo di Ilaria in due sacchi neri, inseriti dentro una valigia a loro volta avvolta in altri sacchi. Il giudice chiede: quindi hai lasciato il corpo lì, nella valigia, avvolto nei sacchi? L'hai messo, diciamo, da parte e poi hai iniziato a pulire la tua stanza per ore? Sì, risponde Mark. Un racconto difficile da accettare, anche alla luce del fatto che Ilaria, alta circa 1,50 m per un peso di circa 50 kg, sarebbe stata trasportata da sola da Mark per circa 100 metri, in pieno giorno, senza che nessuno, a parte la madre, lo aiutasse. Un'altra figura che comincia a catalizzare l'attenzione degli inquirenti è quella del padre di Mark, il pubblico ministero Maria Perna. Durante un altro interrogatorio, decide di approfondire alcuni dettagli. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, dice la PM, tuo padre lavorava in una palestra, credo, a via Sciarelli, vicino, giusto? Adesso chi ci lavora in quella palestra? Alle pulizie? Sampson sembra esitante. Il padre di. Allora, il figlio di questa persona, mia madre è sua madrina, ok, perfetto. Quindi, diciamo, un parente, chiamiamolo acquisito. Quindi tuo padre non lavora più lì, in questa palestra. Da quanto tempo? Da quando è andato in pensione? Non so, più o meno, non lo so. Ascolta,
Ma tuo padre ha ancora le chiavi di questa palestra? Non lo so. La PM incalza ulteriormente. Tuo padre a che ora esce la mattina di casa? Più o meno, non chiedo l'orario preciso. Verso le 5, risponde Sampson. Una risposta che cattura subito l'attenzione del giudice Minnoni. Scusi, per andare dove alle 5? Se non lavora? Mark cerca di correggersi. Mi sa che... Ecco, adesso mi sono ricordato. Fa la doccia in palestra. Fa la doccia in palestra. Tutte le mattine alle 5. No, non tutte le mattine. Quando deve farsi la doccia, perché non la fa a casa. Quando fa la doccia va in palestra alle 5. Quindi le chiavi ce l'ha. Perché fa la doccia in palestra? Sampson risponde infine. Perché magari è anche una cosa di risparmio a casa. Una spiegazione che lascia spazio a ulteriori dubbi, più che scioglierli, e che rende ancora più urgente per gli inquirenti verificare movimenti, presenze e conoscenze di tutti coloro che orbitavano attorno a Mark Sampson nei giorni dell'omicidio. Mentre gli inquirenti proseguono nel loro lavoro per fare chiarezza, un elemento resta dolorosamente certo. La morte brutale di Ilaria Sula, una giovane donna di 22 anni, spezzata in un momento di violenza feroce e forse non del tutto isolata. Omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva si dichiara innocente davanti al riesame. Sono venuto in Italia per cercare fortuna, non guai. Un'intera giornata trascorsa in aula, tra tensioni, dichiarazioni spontanee e complesse argomentazioni giuridiche. È durata infatti fino al tardo pomeriggio di giovedì l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Bologna, chiamato a decidere sul destino cautelare di Luis da Silva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nell'ottobre scorso a Rimini, all'interno del complesso residenziale di Via del Ciclamino. Da Silva, detenuto in carcere da luglio 2023, è stato accompagnato in aula, dove si è presentato indossando una vistosa casacca etnica. Di fronte al collegio presieduto dal giudice Pierluigi Di Bari, ha chiesto e ottenuto di rilasciare dichiarazioni spontanee, nelle quali ha ribadito con forza la propria estraneità ai fatti. Sono venuto in Italia per cercare fortuna, non guai. Sono innocente, ha affermato con voce ferma, nel tentativo di rafforzare la sua difesa. Una linea, quella dell'innocenza, sostenuta con convinzione anche dai suoi legali, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che hanno parlato al termine di un'udienza impegnativa, durante la quale sono stati esposti tutti i motivi più importanti a sostegno della richiesta di scarcerazione. La difesa di Da Silva ha puntato a smontare punto per punto gli indizi raccolti dagli investigatori della squadra mobile di Rimini e utilizzati dalla procura per giustificare l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Uno degli elementi centrali dell'accusa era rappresentato dalle immagini registrate dalla videocamera della farmacia San Martino, la cosiddetta Cam 3, situata nei pressi della scena del delitto. Secondo gli inquirenti, il filmato avrebbe ripreso Da Silva nei minuti successivi all'omicidio. Tuttavia, un superconsulente nominato dal giudice per le indagini preliminari ha smentito tale ricostruzione. L'altezza della figura ripresa dalla videocamera risulterebbe infatti incompatibile con quella dell'indagato, e più vicina a quella di un vicino di casa che, da parte sua, ha sempre sostenuto di riconoscersi nel video. Una discrepanza importante, tanto che il giudice ha disposto ulteriori accertamenti, questa volta per valutare la pigmentazione della pelle del soggetto ripreso, al fine di stabilirne con maggiore precisione l'identità. I risultati di queste analisi dovrebbero arrivare nei primi giorni di giugno e saranno seguiti da un nuovo incidente probatorio. Oltre alle immagini video, rimangono altri elementi critici nel fascicolo accusatorio. Uno di questi è la totale assenza di DNA riconducibile a Da Silva sul corpo della vittima, un'assenza spiegata dalla difesa come conseguenza del deterioramento dei campioni biologici raccolti, che sarebbero stati mal conservati durante le fasi iniziali delle indagini. Più insidiose per l'indagato si sono rivelate invece le dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva. La donna, ascoltata in un lungo incidente probatorio durato 3 giorni,
ha dichiarato che la mattina del ritrovamento del cadavere il 35enne si trovava già nel seminterrato del condominio e l'avrebbe avvertita della presenza del corpo della suocera. Secondo la sua versione, Da Silva avrebbe tentato di manovrarla, indicandole come dare l'allarme. Dichiarazioni giudicate credibili dal GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, il quale ha ritenuto che le parole della Bianchi, alla luce della perdita di valore della prova video, abbiano assunto un peso determinante e ha per questo respinto la richiesta di scarcerazione, avanzata in prima istanza. I legali dell'indagato, durante l'udienza al riesame, hanno sottolineato di non aver presentato nuovi elementi, ritenendo che il materiale già presente nel fascicolo fosse sufficiente a giustificare l'annullamento dell'ordinanza cautelare. Abbiamo fatto chiarezza su tutti gli elementi per i quali riteniamo sia da annullare l'ordinanza di custodia cautelare, hanno spiegato gli avvocati Fabbri e Guidi. Oggi non abbiamo portato nuovi elementi poiché riteniamo che tutto il materiale già a conoscenza della Corte sia sufficiente ad ottenere il risultato che ci aspettiamo. In merito alle dichiarazioni di Manuela Bianchi, la difesa ha ribadito la propria convinzione sull'inattendibilità della donna. È ovvio che, senza la Cam 3, le parole della signora Bianchi abbiano acquisito valore, ma per quanto ci riguarda l'unica valutazione che conta è quella oggettiva e, per noi, si tratta di un soggetto inattendibile. Infine, i legali hanno contestato anche la rilevanza attribuita a presunti suoni e rumori registrati da una telecamera nei garage del complesso di Via del Ciclamino, da cui emergerebbero frammenti audio potenzialmente compromettenti. Per quanto concerne gli elementi rilevati dall'accusa in merito ai suoni e rumori catturati da una telecamera di videosorveglianza, hanno dichiarato: il nostro consulente ritiene che non è scientificamente possibile identificarli come voci. In conclusione, gli avvocati si sono detti fiduciosi: riteniamo che l'udienza sia andata bene. Il nostro assistito si è dichiarato innocente specificando di essere venuto in Italia per cercare fortuna e non guai. Al termine della lunga udienza, nessuna decisione è stata ancora presa dal collegio del riesame. Una risposta alla richiesta di scarcerazione potrebbe arrivare tra venerdì e sabato mattina. Le motivazioni della decisione, invece, saranno depositate con ogni probabilità entro 10 giorni. Nel frattempo, la figura di Luis da Silva resta sospesa tra l'accusa pesantissima di omicidio e una difesa che punta tutto sulla fragilità delle prove. L'inchiesta prosegue, con un nuovo capitolo atteso per giugno, quando gli accertamenti sulla pigmentazione dell'individuo ripreso dalla videocamera potrebbero rivelarsi determinanti. Sono rimasto sempre convinto che non poteva andare così, per fortuna, e questo è un grazie che dobbiamo tutti al dottor Dainotti, che si è opposto, anche lui, ma non solo lui, si sono opposti, ma serviva poco. Era lui che era l'ago della bilancia. Guai se questa roba, a parte che se sarebbero stati fatti dei ricorsi mostruosi, mondiali, a livello di Roma, a livello di Bruxelles, se serviva, io e Sergio eravamo capaci di andare in corteo a Roma a mettere su striscioni a Bruxelles, non ci fermavamo, come adesso non ci ferma nessuno. È arrivata con relativo, io aggiungerei colpevole ritardo, ma meglio tardi che mai, grazie senz'altro ai nuovi procuratori che finalmente hanno capito, che hanno voluto ammettere che questo non è grazie appunto alla dottoressa Taneo, che non poteva essere un suicidio. Io l'ho detto da subito e per fortuna così è, questo è un omicidio, punto e basta, è anche premeditato. Io sono convinto che qualcuno, perché non è una sola persona che secondo me è implicata, potrà non fare dei passoni falsi come succede quasi sempre, per fortuna, che darà fuoco alla miccia se vogliamo e non potrà non scoppiare, la verità scoppierà. Dietro l'accelerata di chi indaga c'è una ragione concreta o solo un atto formale? Cambiamento di direzione implica che ci siano delle immaginabili novità, quindi qualche cosa ci deve essere. Al momento non esistono indizi forensi noti a carico di Pier Giorgio Visintin, figlio di Sebastiano, nel contesto della morte di Liliana Resinovic. Ecco un punto chiaro e dettagliato. 1. Presenza sulla scena del crimine. Pier Giorgio non è mai stato indicato come presente sul luogo del ritrovamento del corpo di Liliana.
né vi sono tracce biologiche, DNA, impronte o elementi oggettivi che lo colleghino fisicamente alla scena. 2. Tracce biologiche o digitali. Non risultano tracce di DNA di Piergiorgio sul corpo o sugli oggetti ritrovati con Liliana. Impronte digitali. Geolocalizzazioni sospette o traffico telefonico compromettente. 3. Coinvolgimento diretto nelle indagini. Piergiorgio non risulta indagato, non è stato mai formalmente interrogato come persona informata sui fatti in un ruolo chiave. Le sue dichiarazioni pubbliche sono state rare e generalmente difensive nei confronti del padre, non aggressive o contraddittorie. 4. Motivazione ipotetica. Anche ipotizzando una dinamica conflittuale familiare, non emergono elementi di conflitto diretto tra Piergiorgio e Liliana tali da far immaginare un movente personale. Nessun riferimento a dispute economiche, eredità, rivalità o tensioni è stato evidenziato. 5. Riscontri investigativi. Gli inquirenti e gli esperti forensi intervenuti nel caso hanno focalizzato l'attenzione su le dinamiche relazionali tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpena. La scena del crimine è anomala, con il corpo ritrovato in posizione composta, ma incompatibile con un suicidio classico. L'analisi delle buste di plastica usate per avvolgere la testa e il busto di Liliana. Nessun elemento, in queste analisi, ha mai chiamato in causa Piergiorgio. Conclusione. Alla luce delle informazioni disponibili, Piergiorgio Visintin non è coinvolto nei fatti da un punto di vista forense. Ogni tentativo di includerlo nella narrazione criminale appare privo di fondamento investigativo e potrebbe essere frutto di speculazioni mediatiche. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.